Eccola la nuova area oncologica dell'ospedale San Tommaso dei Battuti a Portogruaro, completamente rinnovata ed ampliata. Oggi offre maggiori comfort ai pazienti che devono eseguire terapie infusive, visite mediche specifiche e in genere sottoporsi a percorsi terapeutici. L'inaugurazione ieri alla presenza del governatore Luca Zaia e del vicepresidente Gianluca Forcolin. Si rinnova un reparto assolutamente importante e delicato per la patologia dell'oncologia, quindi un tema assolutamente delicato, e quindi il ringraziamento dovuto e doveroso da parte del Presidente e di tutti noi alle grandi professionalità che abbiamo nel reparto, dal primario a tutti gli operatori. Nella nuova area sono state realizzate 16 postazioni per terapia infusiva distribuite in 3 locali rinnovati, 3 ambulatori di visita, uno infermieristico, un'ampia sala d'attesa ed una segreteria front office. Gli spazi sono stati ampliati in maniera consistente, questo ripeto per dare comfort ai pazienti, ma non trascurerei anche l'aspetto per dare una migliore vivibilità anche al personale che accudisce i pazienti, perché in questo modo sicuramente si riesce a lavorare meglio. Le postazioni sono tutte state rimodernate, quindi abbiamo anche letti e poltrone di ultima generazione, quindi sono automatici, il paziente può alzarli, abbassarli. Abbiamo cercato di fare un po' di tutto perché il paziente si senta quasi come a casa sua all'interno del nostro reparto. Una malattia, il tumore, che fa paura ma dalla quale si può guarire. I dati ci dicono che al giorno d'oggi oltre il 50% di tutti i tumori, presi così complessivamente, sono guaribili, e questo è un dato che in passato non c'era. Nel 2016 l'oncologia ha valutato 700 nuovi pazienti, 420 a San Donà, 280 a Portogruaro, ed ha erogato 14.550 prestazioni, di cui 4.615 per chemioterapie e terapie infusive. Dal punto di vista così delle armi oncologiche, negli ultimi anni si è passati dalla chemioterapia tradizionale, come tutti la conoscono, quella che fa cadere i capelli, eccetera, a terapie cosiddette bersaglio, nel senso che hanno un bersaglio sulla cellula tumorale verso cui sono mirate e in qualche modo si risparmiano le cellule sane. Terapie che hanno avuto un grossissimo sviluppo negli ultimi anni, così come l'immunoterapia, estremamente efficace, dice il primario, per alcuni tipi di tumore, ma che in futuro sarà disponibile anche per altri tipi di tumore.